Sono ormai trascorsi 20 anni da quella diagnosi in grado di stravolgere la vita di una donna, tumore al seno. Eppure la signora Donatella non ha dimenticato le sensazioni, le paure, la speranza di quei momenti. Pochi mesi prima era stata la madre a doversi sottoporre ad una mastectomia per un cancro alla mammella. Ho voluto a tutti i costi fare un controllo quando mia mamma ha fatto il controllo e da lì si è innescato tutto quanto quello che poi è capitato. Durante la visita il medico sente qualcosa di sospetto e prescrive a Donatella ulteriori accertamenti. La mammografia non ha dato nessun risultato, sempre risultato negativo. L'ecografia sotto insistenza mia è risultato che a un certo momento dimostrava qualcosa che doveva essere di anomalo. Se non fosse stato per quell'ecografia, probabilmente oggi non sarei qui, afferma Donatella. Mi pare veramente assurdo che una ecografia sia stata completamente snaturata, non più congiunta ad una mammografia. Vista la mia esperienza, ritengo opportuno che venga fatta anche prima, che non sia disgiunta dalla mammografia.